Trasporto pubblico e intermodalità, la riduzione delle emissioni in atmosfera e il ruolo delle istituzioni, della politica e delle imprese a confronto. Il contributo di aerei, navi, treni, bus, taxi e NCC per un trasporto pubblico sostenibile ed ecocompatibile. Si è parlato di trasporto regionale e del ruolo dell'intermodalità a livello regionale e metropolitano nell'evento pubblico nazionale organizzato da Confartigianato Sardegna nel fine settimana presso il Business Center dell'aeroporto dal titolo Sistemi intermodali e sostenibilità. L'appuntamento nel capoluogo regionale, promosso per far dialogare la politica, le istituzioni e le imprese, fa parte dei 4 eventi del Festival Nazionale Città, Tecnologia, Mobilità Sostenibile di Confartigianato Imprese, in programma anche a Verona, Bologna e Bari. Con le varie regioni d'Italia la Sardegna ha comunque delle criticità che vanno dalla famosa sempre continuità territoriale, che è croce e delizia a livello anche turistico, alle ferrovie e alle strade. Infatti oggi dialoghiamo per cercare di mettere a sistema tutte queste informazioni e comprendere appunto come migliorare soprattutto la viabilità interna, quindi la mobilità interna dei cittadini con i vari punti d'accesso, quindi porti e aeroporti. Parliamo oggi di intermodalità, quindi tutta la tematica legata al mondo del trasporto persone, le connessioni sia dall'arrivo sull'isola e con tutti gli altri sistemi di trasporto, quindi il sistema trasporto regionale proiettato poi su un ambiente nazionale, perché appunto organizzata da Confartigianato Nazionale questo evento punta a scambiare le esperienze tra le varie regioni d'Italia. Fondamentale la connessione oggi soprattutto sui trasporti e lo stato attuale degli studi, della ricerca, perché si passa dalle app alla mobilità classica, ma soprattutto è fondamentale il confronto come nella giornata quella di oggi. È molto importante, estremamente importante per la nostra vita sociale, economica, avere servizi di trasporto che siano fra loro interconnessi, quindi la possibilità di combinare modalità di trasporto, quali che sia poi il mezzo sul quale questo avviene, strada, ferrovia, aereo, mare, ovviamente visto il luogo dove ci troviamo. Dico, l'integrazione e la combinazione di queste diverse modalità è assolutamente indispensabile per poter consentire agli utenti di fruire di tutti i servizi, le attività, quindi di poter beneficiare insomma, di ogni aspetto della propria vita sia sociale sia economica, cercando di farlo in maniera ovviamente efficiente per quanto riguarda il contenimento dei costi e allo stesso modo anche minimizzando quelli che sono gli impatti sia dal punto di vista ambientale ovviamente sia dal punto di vista anche sociale. Quindi in questo senso faccio riferimento in primo luogo ovviamente ad un elemento molto importante che è l'incidentalità, l'integrazione tra i diversi modi, quindi intermodalità tra i diversi modi e sistemi di trasporto ci consente anche di perseguire ovviamente un contenimento della incidentalità. Visto il suo osservatorio nazionale, oggi su cosa verterà l'intervento qui a Cagliari? Oggi parlerò appunto di intermodalità e sostenibilità, appunto elementi che sono fra di loro estremamente connessi, facendo riferimento ad alcune mie esperienze, due in particolare, una un po' più tradizionale che riguarda un approccio più tradizionale ai sistemi di trasporto, quindi un'esperienza che ho fatto nell'ambito del Comune di Roma per quanto riguarda il sistema dei parcheggi di scambio, un altro invece un po' più recente, tuttora in corso, un po' più innovativa, che riguarda i sistemi MAS, e quindi mi sto occupando di questo tema per conto del Comune di Roma. Oggi è una giornata di scambio, di confronto, istituzioni, Confartigianato, le associazioni di categoria, soprattutto su quella che sta diventando l'argomento dei trasporti sostenibile ma anche innovativo. Certo, una giornata molto importante, bene ha fatto Confartigianato a promuovere anche di radunare con lo stesso tavolo tanti operatori che operano nel campo della mobilità ancorché con ruoli diversi. Naturalmente dobbiamo vedere il sistema della intermodalità come un sistema in cui tutti gli attori, che siano essi pubblici, privati, la micromobilità, la pedonalità, tutti i sistemi che vanno nella direzione che anche a livello di Europa ci viene chiesto
richiesta, cioè sostenibilità nei trasporti, garanzia della mobilità, allo stesso tempo anche prospettive, futuro e innovazione, e questo credo che sia oggi sarà l'occasione buona per metterci a confronto. Vogliamo mettere a fuoco tutte quelle esigenze sia delle imprese che dei cittadini sardi. La Sardegna ha necessità di quelle infrastrutture sui trasporti ma anche sulla viabilità, sulle ferrovie dove oggi abbiamo delle problematiche, dove arrivare nei vari centri della Sardegna è un problema e quindi queste cose insomma le vogliamo mettere in evidenza per cercare di sensibilizzare anche la politica per poter far emergere questi problemi. In un mondo sempre più veloce, sempre più connesso, soprattutto con i trasporti, oggi una giornata importante qui nell'aeroporto di Cagliari per parlare di un trasporto oltre che sostenibile e innovativo. Assolutamente, grazie al Confartigianato che ha organizzato questa giornata. È importante dibattere e anche vedere quali sono le criticità, ma anche quello che stiamo facendo per esempio al governo per costruire un sistema sostenibile ma anche intermodale, per esempio vedere come migliorare il trasporto per esempio aereo dal punto di vista della sostenibilità e anche dei costi. Nel decreto infrastrutture mettiamo un tetto al prezzo dei biglietti dove si opera in continuità, o pensiamo ai prossimi investimenti per esempio per collegare i 3 scali sardi con la ferrovia. Olbia-Cagliari sarebbe un sogno in 2 ore e mezzo, 3 ore riuscire a collegarla direttamente, quindi ci stiamo lavorando in quel senso.